Mire che filmate di sembero milis, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Preghiamo. Egli lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Di te, Signore, ne sono sicurato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Sono l'opprobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi fugge, sono caduto in oblio come un morto. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Nell'essendo figlio imparò tuttavia
quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. In cima una canna, e gliela passarono alla bocca, e dopo aver ricevuto l'accetto Gesù disse: tutto è compiuto. e chinando il capo spirò. Ecco il legno della croce al quale fu appeso Cristo Salvatore del mondo.
rappresentarsi in questa opera pietosa, mentre noi ci battiamo il petto riconoscendo i nostri peccati. Hanno fatto tanto male a Gesù, lo hanno messo in croce, gli hanno sfigurato il viso, hanno scarnificato il suo corpo. Battiamoci il petto col centurione che aveva presieduto all'esecuzione della condanna di Gesù, e con lui diciamo veramente costui è il Figlio di Dio. Cari confratelli che ci rappresentate inginocchiatevi davanti alla Madonna, quasi a chiedere il permesso di compiere questo pietoso compito della deposizione. Salite pure le scale. E togliete prima di tutto dal capo di Gesù la corona di spine. Ma prima cingete quel corpo martoriato con lenzuolo per poterlo poi schionare e deporre. Vedete quel fianco squarciato? Non è stata soltanto la spada di Longino a traffiggere quel petto, ma è l'amore di Gesù, che voleva che da quel petto uscisse sangue d'acqua, simbolo del nostro battesimo, nel quale siamo stati glorificati, simbolo dell'Eucaristia che ci nutre. E adesso toglietevi la corona di spine e presentatela alla sua madre adorata. Gliel'hanno complicata nel capo adorabile la nostra superbia, gliel'ha complicata nel capo adorabile la nostra superbia che si è scrollata di dosso la legge di Dio. L'uomo ha voluto essere norma a se stesso, mettendo suo figlio nella famiglia umana e creando la giungla in cui viviamo. Così, senza legge di Dio, ci è diventato legge l'egoismo, che ci ha portato alla sopraffazione sul più debole, fino a farci carnefici dei nonnati, degli ammalati terminali, di chiunque ci dà fastidio, dell'uomo che ha un colore di pelle diverso dal nostro, che ha una religione diversa dalla nostra. E adesso togliete da quelle mani che hanno sempre benedetto e sollevato e guarito, togliete quei chiodi. Gesù non ha sentito soltanto il dolore fisico provocato da questi chiodi, ma anche il dolore e la disperazione di chi non ha lavoro e non può usare nel bene, nell'onestà le proprie mani, di chi ha paura di perdere il lavoro da un momento all'altro, di chi se l'ha visto rubare per intrallati politici, da chi non ne aveva diritto, di chi è sfruttato nel lavoro, di chi esso non ha la protezione dovuta contro gli infortuni e le malattie, il dolore di chi poteva essere da noi aiutato e non lo è stato, il dolore di chi ha le mani legate da catene di ingiusta prigionia, di chi ha le mani legate dalla mancanza di libertà politica e religiosa. E togliete adesso
ai quali i genitori non riconoscono la libertà di persone, ma vengono allevati egoisticamente come fossero oggetti di proprietà. Dei genitori che accarezzano nell'ultima volta il volto dei figli morti in tenera età, nella fanciullezza, nell'adolescenza o nella giovinezza, il dolore dei fratelli e delle sorelle, degli amici che danno l'ultimo passo al fratello o alla sorella, all'amico che la morte ha rapito, il dolore della Chiesa e dei popoli per i morti ammazzati nelle guerre, negli attentati, nelle rapine, per i morti di fame e il dolore dei cristiani. Un dolore però non disperato, perché siamo di fronte alla croce della salvezza. Non è disperato, perché adesso porteremo in processione e a sepoltura colui che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. E ancora, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Se invece muore, porta molto frutto. La caduta in terra del seme a pensare alla sua scomparsa e distruzione. Invece scompare per riapparire, muore per germogliare nuova vita. La morte in croce di Gesù e la sua deposizione della croce e la processione che adesso faremo e il bacio che gli daremo appena arrivati alla chiesa di San Michele, pensiamo che Gesù da noi ci aspettava un altro bacio, molti. Poi accostiamoci al banchetto che il Signore ci ha preparato il giovedì santo. Allora i nostri riti avranno veramente senso. Amen.
vai sul Tiranasio, vedete che vai solo un po' di mese. Il mare che scintilla con il nuraghe su laghi che domina sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si toglie.